le donne in quell'epoca venivano trattate come schiave, dovevano badare ai figli, alla famiglia, perché non c'era nessun mezzo per andare, né macchine né bicicletta, perciò dovevano stare solo a casa. In quell'epoca le donne non avevano diritti né economici né politici e dovevano stare a casa, badare alla famiglia, ai figli e fare le casalinghe. La considerazione delle donne che avevano una volta non erano considerate perché non avevano nessun diritto, neanche di votare, niente. Considerazione molto bassa, la donna insomma era molto, come dicevo prima, considerata poco perché doveva stare a casa, però nel tempo poi c'è stata più uguaglianza quando ho ricominciato negli anni a lavorare, e per cui insomma poi nel tempo c'erano più diritti e ha acquistato più potere. No, non è cambiata perché eravamo tanto poveri, eravamo in 7 fratelli e non c'era neanche da mangiare. Mia mamma mi ha portato a Verona a servizio per guadagnarmi il pane per me e per i miei fratelli. Sì, assolutamente sì, adesso fino ad oggi la donna ormai vota, fa tutto, lavora, è diventata proprio uguale all'uomo, stessi diritti e doveri, si è fatta valere. Allora, mio padre lo vedevo molto poco perché era sempre a lavorare nei campi. E dopo, quando mi sono sposata, mio marito andava via la mattina, tornava la sera, lo vedevo poco, io dovevo stare a casa a badare i miei 5 figli. Bene, c'era molta civiltà, mio papà era spesso al lavoro, però insomma la sera quando ci si vedeva si stava bene in famiglia e si parlava di scuola, della giornata, e anche mio marito, anche lui appunto lavorava, però insomma era diverso perché allora poi si cominciava a lavorare in due, per cui però insomma c'era comunque rispetto, ecco. A scuola era una situazione molto severa e io ho praticato fino alla quinta elementare e avevamo una maestra suora che ci faceva la lezione. Era molto molto severa perché se ci vedeva a parlare col mio compagno di banco o la mia compagna, faceva mettere le mani sul banco e ci bacchettava le mani. A scuola, diciamo, una volta c'erano più gruppi di femmine e maschi, poi con gli anni è cambiato e c'è più mescolanza, insomma, nella gioventù adesso, vedo più assieme, insomma, i gruppi, più amalgamati.